continui slittamenti è stata nuovamente fissata la data di consegna del Mose il 31 dicembre 2021, sempre che nel frattempo non ci siano ulteriori impedimenti. Cambio della guardia al vertice della Legione Carabinieri Veneto, tra le priorità la lotta al radicamento delle grandi associazioni di criminalità organizzata nella regione. Scontro fra un'auto e un camion lungo la A4 tra Portogruaro e San Stino di Livenza, ferito un 23enne di Udine. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato. Continuano le ricerche dell'escursionista 45enne di Spinea, partito mercoledì mattina da Sappada per raggiungere il rifugio De Gasperi sopra la Val Pesarina. L'annuncio del comandante della Polizia Locale di Venezia, Marco Agostini: i vigili hanno sconfitto il commercio ambulante di borse contraffatte, spariti i venditori abusivi. Ripresi dopo 2 mesi di sospensione i lavori per la realizzazione del nuovo campo da calcio a 5 nel quartiere Pertini di Mestre, i residenti lo chiedevano da tempo. A parità di funzioni guadagnano circa il 20% in meno dei loro colleghi assunti nel pubblico. I lavoratori della sanità privata proclamano uno sciopero generale il 20 settembre. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antenna 3, edizione veneziana dei nostri telegiornali. Allora, avete sentito, entro la fine del 2021 il Mose sarà consegnato definitivamente. La data è nel bilancio del Consorzio Venezia Nuova. Dopo continui slittamenti è stata nuovamente fissata la data di consegna del Mose, il 31 dicembre 2021, sempre che nel frattempo non ci siano ulteriori impedimenti. La data è contenuta nel bilancio 2018 del Consorzio Venezia Nuova, il concessionario per la costruzione dell'opera che dovrebbe proteggere Venezia dall'acqua alta. La produzione complessiva svolta nel 2018 dal Consorzio ammonta a 74 milioni di euro. Il completamento degli impianti definitivi è previsto per il 30 giugno 2020 con l'avvio dell'ultima fase di gestione sperimentale. Finora il Mose è costato 5 miliardi e mezzo e serviranno ancora 221 milioni fino al 2024. 5 milioni 493 stanziati e assegnati per tranche in 15 anni, dal 2003 al 2018. I residui finanziamenti programmati dal governo per la conclusione del sistema ammontano invece a 221 milioni, modulati a partire dal 2017 al 2024 appunto. Dopo la consegna definitiva, prevista per il 2021, nei 3 anni successivi al Consorzio verranno assegnati ancora 41 milioni. Durante il 2018 è stata avviata l'istruttoria per ottenere dal MIT l'autorizzazione a usare somme residuali derivanti da contributi già assegnati dal CIPE, che ammonterebbero a 413 milioni. A gennaio sono state installate tutte le paratoie del sistema Mose e la loro movimentazione in modalità provvisoria interesserà i prossimi mesi per acquisire con vari test elementi tecnici utili alla loro messa a punto. Tenuto conto che la prima barriera, quella di Treporti, è stata installata nel 2014, il Consorzio ha avviato il primo ciclo di manutenzione bandendo a fine 2018 la gara ancora in corso. Nello stesso anno è stato approvato il progetto delle nuove porte della conca di navigazione per grandi navi alla bocca di Malamocco, danneggiata da una mareggiata nel 2015 e i cui lavori interesseranno tutto il 2020. Sarebbero più d'uno i casi in Veneto di istituti scolastici che non hanno accolto gli alunni disabili in classe all'inizio del nuovo anno, chiedendo alle famiglie di tenerli a casa per la carenza di insegnanti di sostegno. Lo denuncia lo stesso assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, che sta verificando in forma con l'ufficio scolastico regionale la portata del problema. Trovo grave, spiega Donazzan, che il Ministero non comprenda l'importanza di avere un organico ottimale sin dal primo giorno di avvio dell'anno scolastico. Da parte mia ho coinvolto il Presidente del Veneto, annuncia, perché ritengo che questo sia un problema da affrontare ai massimi livelli istituzionali e chiedo alle famiglie e a tutte le realtà interessate di segnalare al mio assessorato ulteriori casi di mancato accoglimento. Cambio della guardia al vertice della Legione Carabinieri Veneto, cerimonia questa mattina, arriva il generale Parrulli che subentra al generale Lagala. Il nome del capo dello Stato voi riconoscerete il generale di Patrizio Parrulli quale comandante della Legione Carabinieri
Veneto. Si è svolta nella caserma Caposile di Mestre la cerimonia di cambio della guardia al vertice della Legione Carabinieri Veneto tra il generale di divisione Giuseppe Lagala e il subentrante generale di brigata Fabrizio Parrulli, che ha lasciato il comando Carabinieri tutela del patrimonio culturale. Viva l'Arma dei Carabinieri, viva il Veneto, viva l'Italia. La cerimonia si è tenuta alla presenza del comandante interregionale Carabinieri Vittorio Veneto, il generale Enzo Bernardini, e delle più alte autorità militari e civili. È stata l'occasione per tracciare un bilancio sulla situazione nella nostra regione. È ampiamente sotto controllo grazie appunto all'operato di tutte le forze di polizia, in particolare l'Arma dei Carabinieri, che è quella preponderante. Chiaramente questo non significa che non bisogna tenere alta la guardia, ci sono nuove minacce, o minacce che fino adesso sono state più nascoste, se erano riuscite a nascondersi, e all'attenzione delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria. Si è iniziato un buon lavoro, è testimonianza la cronaca dei mesi passati. Credo che il Veneto continuerà a essere una regione produttiva, sicura, ma anche molto attiva nel contrasto della criminalità più pericolosa. E chiaramente la minaccia vera è quella di interessi che fanno parte della criminalità organizzata, che non è più solo nella forma del riciclaggio, ma uno sfruttamento proprio del tessuto economico molto ricco, molto produttivo, e quindi di molta attenzione. Chiaramente non è una situazione drammatica, ma che richiede tutta l'attenzione. Ma così come però altri tipi di fenomenologie di reati, quelli cosiddetti diffusi, che comunque minacciano la sicurezza della gente comune. Un'attività importante che naturalmente continuerà, come rassicura il nuovo comandante. Continueremo sulla linea tracciata anche dal generale Lagala in questo settore. L'attività operativa è l'attività principale, fondamentale dell'Arma dei Carabinieri sul territorio. Tramite le stazioni, comandi compagnie, comandi provinciali continuiamo a assicurare e continueremo ad assicurare una presenza costante di vicinanza alle popolazioni e alle comunità, anche in questi settori, e sono settori molto importanti. Come abbiamo sentito, dunque, tra le emergenze che dovrà affrontare la Legione Carabinieri Veneto sotto la guida del nuovo comandante c'è anche la preoccupante crescita delle infiltrazioni mafiose. Un problema grave di cui finalmente si inizia a prendere coscienza. Non è facile ammettere che in Veneto la criminalità organizzata stia piantando radici profonde, ma le indagini e gli oltre 100 arresti eseguiti dalle forze dell'ordine in questi ultimi mesi stanno dimostrando come anche in questa regione mafia, camorra e 'ndrangheta rappresentino una tra le questioni più urgenti da risolvere. È stato ricordato anche dal comandante uscente come non possiamo più parlare di episodi incidentali, ma di un radicamento strutturale della criminalità organizzata in tutta la regione. In particolare le ultime inchieste hanno dimostrato nella provincia di Venezia, nel litorale abbiamo visto l'indagine di Eraclea, quella poi partita da Torino ma che ha avuto un risvolto importante anche a Jesolo, e poi le indagini in corso da molto tempo su Tronchetto. A metà luglio il deputato mestrino Nicola Pellicani ha portato in Veneto la commissione antimafia a 4 anni dall'ultima missione risalente al marzo 2015. Da allora era stato rilevato un ulteriore radicamento della malavita organizzata. Le audizioni di quest'estate avevano dipinto un quadro inquietante sulla presenza delle mafie a Venezia e in provincia, una situazione complessa che dovrebbe essere affrontata con un organico adeguato, in particolare in procura, dove si registra una carenza cronica di personale. Non bisogna sottovalutare il problema, noi siamo abituati a rimuovere questo tema, perché le mafie hanno tanti modi di manifestarsi, qui non si manifestano fortunatamente in modo violento, col sangue, però sono molto radicati nel tessuto economico della società, e su questo bisogna fare un'attività di informazione, di conoscenza e anche di repressione, ovviamente. La cronaca perché c'è stato uno schianto tra un'auto e un camion lungo l'autostrada A4 tra i caselli di Porto Gruaro e San Stino di Livenza in direzione Trieste. L'incidente nel pomeriggio, è rimasto ferito un 23enne di Udine. I pompieri arrivati da Porto Gruaro, Mestre con l'autogru e da Motta di Livenza hanno messo in sicurezza i veicoli e utilizzando scaricatori, cesoie e martinetti idraulici hanno estratto il giovane rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo della Volkswagen Golf. Il ferito è stato preso in cura dal personale del SUEM 118, stabilizzato e trasferito in eliambulanza in ospedale. Il leso è il conducente dell'auto articolato. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato, sul posto il personale di Autovie Venete e la Polstrada.
Cambiamo pagina, parliamo di autonomia perché il neo ministro per gli affari regionali Francesco Boccia ha annunciato che incontrerà il 23 settembre in Veneto il presidente Luca Zaia per parlare di questo tema. Positiva la reazione del governatore che fa sapere qui nella terra del referendum capirà cosa vogliono i veneti. Io ricevo volentieri il ministro Boccia, si sappia che incontrerà poi la regione che ha inventato questa operazione. Abbiamo fatto una legge referendaria, voglio anche ricordare che il partito del ministro Boccia a giugno 2014 ci ha impugnato la nostra legge per non farci andare a referendum. Abbiamo vinto noi in Corte Costituzionale, quindi se oggi si parla di autonomia in Italia è perché noi abbiamo vinto quella sentenza nel luglio 2015. 23 materie, ci confrontiamo, non siamo guerrafondiai, non siamo lì a cercare la rissa, ma sicuramente sarò lì a far rispettare la volontà dei veneti. Commenta così il presidente Luca Zaia gli incontri con i governatori di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna annunciati dal neo ministro per gli affari regionali e le autonomie, il democratico Francesco Boccia. Il 23 si confronterà con Luca Zaia e Stefano Bonaccini, il 24 con Attilio Fontana. Ma i presupposti da cui parte il ministro fanno presagire un dialogo non facile. Pur dichiarando che l'autonomia vedrà la luce in questa legislatura, Boccia definisce le richieste avanzate dalle 3 regioni un punto di partenza di parte, rispettabile ma di parte. È necessario non rinviare nulla, continua il ministro affrontando subito i nodi rilevanti, ribadisce che l'autonomia sarà credibile se sarà l'effettiva attuazione del principio di sussidiarietà. E la verità è che i governi, me lo lasci dire, fino ad oggi non hanno mai presentato la loro idea di autonomia. È come andare dal notaio, avere un contratto da sottoporre per la controparte e la controparte ti dice ma no, io non sono d'accordo sul tuo contratto, lo firmerei diverso. Allora, dimmi cosa faresti. No, ma non sono d'accordo, continua a dire così. La controparte del governo presenti il suo progetto, lo presenti ai cittadini veneti, poi saranno i veneti a valutare se è autonomia o se è una presa in giro. Diteci cosa volete voi come autonomia e noi vi diciamo se ci va bene oppure no. Zaia replica anche al nuovo ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, che intervenendo su Radio Capital ha accusato i promotori dell'autonomia di voler spaccare in due il paese. Ma non ha capito che essere ministri del Sud non vuol dire parlare male del Nord e fare di tutto contro il Nord. Perché è un ministro della Repubblica Italiana. Lo dice chi è stato ministro dell'agricoltura sottoscritto e quando ero ministro lo vado a chiedere agli agricoltori del Sud, mi vedevano nelle loro campagne con la mozzarella di bufala, con il pomodoro pacchino, con i pescatori della Sicilia, con il San Marzano IGP della Campania per parlare di problemi anche del Sud. Qua si è capito che il ministro del Sud fa solo gli interessi del Sud, così non funziona, perché noi siamo quelli che pagano le tasse e mantengono tutta Italia. Proseguono le ricerche di Mattia Bon, l'escursionista 45enne di Spinea scomparso ieri durante una gita in montagna a Sappada. Il suo telefono non è più raggiungibile da mercoledì pomeriggio quando i parenti hanno cercato di mettersi in contatto con lui. I tecnici del soccorso alpino di Sappada e Forni a Voltri, in collaborazione con la Guardia di Finanza, una trentina di persone in tutto, sono in perlustrazione con 4 unità cinofile. 4 vigili del fuoco intanto nel corso della notte hanno trovato la firma di Mattia al bivacco Damiana del Gobbo a quota 1850 metri. L'escursionista ha indicato il sentiero percorso in salita annunciando di voler proseguire verso il passo dell'Arco e il passo Siera, un cambio di programma rispetto alle iniziali intenzioni di recarsi al rifugio De Gasperi. L'ultima persona ad averlo visto è stato lo zio poco prima di cominciare la propria escursione. Torniamo a Venezia perché continua sia nel capoluogo lagunare che in terraferma la lotta alla criminalità e al degrado con arresti e DASPO, con il comandante della polizia locale e dati interessanti per quanto riguarda la merce contraffatta. 200 DASPO in pochi mesi, i nuovi regolamenti di polizia urbana stanno dando i loro frutti. 3 mesi distribuiti su tutto il territorio, chiaramente di più nelle zone a maggiore frequentazione turistica, San Marco, a Canareggio, ma anche a Mestre, ma anche in tutto il territorio comunale. È l'impegno all'applicazione del nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana per garantire la civile convivenza in città e dare segnali importanti. La cosa più importante non sono i singoli provvedimenti che di contenuto sono estremamente modesto, perché 2 giorni di allontanamento salvo qualche turista significa quasi niente, ma che il fatto che siano stati riportati nelle maggiori guide turistiche anche online per i giovani
dà un segnale fortissimo e estremamente importante. Perché non passi il concetto che tutto è permesso, ma le forze di polizia continuano incessantemente a lavorare nel contrastare il fenomeno dello spaccio. Dopo l'arresto avvenuto mercoledì a Mestre di un noto pusher, i carabinieri hanno denunciato un altro spacciatore, un 32enne tunisino trovato con 10 dosi di cocaina preconfezionate pronte per essere spacciate e 500 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Ma è guerra anche ai venditori abusivi. Ormai è quasi quotidiano, siamo arrivati a fare ad oggi mi pare 73-74 arresti tra borseggiatori e spacciatori. Questo è il maggior impegno della polizia locale nel contrasto al microcrimine, ma è anche segnale che sul nostro territorio c'è una quantità enorme di sostanze stupefacenti e il nostro impegno ormai con le 4 unità cinofile e con il personale che è in strada in continuità è un impegno forte e speriamo di riuscire a fare anche con questo quello che siamo riusciti a fare con la merce contraffatta, che in città non si vende più una borsa contraffatta. Quest'anno ne abbiamo sequestrate 4, ma non perché non facciamo un lavoro, proprio perché non ce ne sono. Tenga conto che qualche anno fa, ma non tanti, 3-4 anni fa, ne sequestravamo 30.000. Allora 30.000 a 5 vuol dire che il fenomeno non esiste più. Ora ci fermiamo per qualche istante, torneremo tra poco tra i residenti del quartiere Pertini a Mestre. Eccoci di nuovo in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, come vi ho annunciato poco fa, ripartiamo dal quartiere Pertini di Mestre perché i residenti hanno vinto un'altra battaglia e entro poche settimane avranno il loro campo da calcio. Sono ripresi questa mattina dopo una sospensione di circa 2 mesi i lavori per la realizzazione del nuovo campo da calcio a 5 nel quartiere Pertini a Mestre, che termineranno con grande soddisfazione dei residenti che da tempo lo chiedevano i primi giorni di ottobre. Prima la pavimentazione e successivamente cominceranno a mettere anche l'erba sintetica, la illuminazione perché si giocherà anche di sera e poi la recinzione perché questo campetto sarà tutelato e difeso con le unghie e con i denti, quindi che si sappia. Perché i residenti non abbassano mai la guardia, come hanno dimostrato negli ultimi anni, per proteggere il quartiere, che anche grazie alle loro battaglie sta tornando lentamente a risplendere come un tempo. L'intervento del campo è costato 145.000 euro ed è pensato soprattutto per i giovani della zona. È super importante, in quanto i giovani su questo quartiere se ne andavano per trovare occasioni di fare sport, di fare aggregazione, comunque di trovarsi fra loro. Se noi facciamo strutture che consentono ai giovani di ritrovarsi, di fare lo sport, di stare assieme, ecco che anche un quartiere, una periferia, seppur grande come il quartiere Pertini, questo è tutta salute. Una piastra che permetterà loro di divertirsi e stare insieme facendo allo stesso tempo da occhi attenti al quartiere, ha dichiarato il presidente della commissione consigliare sport Matteo Senno, che si è recato sul posto per un sopralluogo insieme ai tecnici. Abbiamo già in programma, ha concluso, l'organizzazione di molte iniziative, tra cui un torneo tra quartieri. A parità di funzioni guadagnano circa il 20% in meno rispetto ai loro colleghi assunti nella sanità pubblica. I lavoratori della sanità privata del Veneto hanno così indetto uno sciopero generale per il 20 di settembre. Chiedono aumenti salariali e il rinnovo di un contratto che aspettano da oltre 12 anni. CGIL e CISL-UIL hanno indetto uno sciopero generale dei lavoratori della sanità privata il 20 settembre con presidio a Negrar. I lavoratori denunciano tra l'altro la disparità di trattamento economico a parità di funzioni con i colleghi della sanità pubblica. Economicamente c'è circa un 20% in meno che percepisce il privato nei confronti del pubblico. Noi chiediamo che a pari di prestazioni lavorative ci sia lo stesso compenso economico. Una situazione che, contrariamente a quanto accade coi medici, che non sono interessati dalla protesta, si sta traducendo in una migrazione, o meglio in un tentativo di migrazione dal privato al pubblico. Abbiamo il personale del comparto della sanità privata accreditata che tenta fughe verso il pubblico. Per fare un esempio, 120 infermieri dell'ospedale
Sacro Cuore di Negrar hanno partecipato alla selezione per il posto di infermiere presso l'azienda ospedaliera di Verona. Le strutture della sanità privata accreditate in Veneto sono complessivamente 27 con 3.705 posti letto. L'appello dei sindacati è al Ministero della Salute ma anche alla Regione perché si spenda a tutela dei lavoratori che oltretutto sono impegnati in un settore economicamente florido. È una forte contraddizione, diciamo che è una vergogna e quello che è più grave che sono professionisti, sono i propri collaboratori e sono quelli che contribuiscono ad aumentare il fatturato di questa sanità privata. Una notizia prima di proseguire col prossimo servizio: un caccia F-2000 Eurofighter dell'aeronautica militare si è alzato oggi in volo dalla base di Strana nel Trevigiano per intercettare un ultraleggero tedesco decollato dall'Austria e diretto in Italia senza il previsto piano di volo, documento obbligatorio quando si proviene da uno stato estero. È giunto l'Eurofighter a identificarlo a sud di Bibione, quindi nel veneziano, lo ha scortato fino all'aviosuperficie del litorale di Caorle, dove l'ultraleggero era effettivamente diretto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri competenti per i controlli di sicurezza. Con 30 allestimenti in 3 continenti, Luci mie traditrici è l'opera più rappresentata dal compositore Salvatore Sciarrino e da domani andrà in scena al Malibran di Venezia. Al Teatro Malibran è la prova generale de Luci mie traditrici, l'opera in 2 atti del compositore palermitano Salvatore Sciarrino, presentata per la prima volta in Germania nel 1998 e da allora allestita non meno di 30 volte in 3 continenti. Luci mie traditrici sarà in scena al Teatro Malibran a partire da venerdì 13 settembre. Per me Venezia è forse con Roma e Milano la mia seconda città, non perché ci abbia vissuto a lungo, ma perché il mio primo pezzo orchestrale è stato eseguito. C'è un rapporto particolare, anche affettivo, fra me e Venezia, che poi è ricambiato in qualche modo, mi sembra, immodestamente, però queste cose non sono, come si può dire, quantificabili razionalmente, ma solo affettivamente. Ispirata al seicentesco Il tradimento per l'onore dell'avvocato veneziano Francesco Stramboli, Luci mie traditrici è forse il lavoro per il teatro più rappresentato di Sciarrino. Sciarrino molto spesso usa la parola tragedia in musica e quindi molto semplicemente ho immaginato che ci potesse essere un piccolo coro, come fosse un coro diciamo, del mondo della tragedia greca. Questo fatto con molta leggerezza, diciamo, quasi non è necessario neanche capire esattamente cosa si sta vedendo da quel punto di vista. Secondo l'autore, la tragedia non è solo sangue o fatti terribili, è una tensione. Sappiamo quello che sta per accadere ed è proprio questo avvicinarci progressivo che crea la tensione, non il fatto in sé, che si potrebbe anche eliminare. La tragedia è nell'attesa. C'è un'orchestra in buca, un'orchestra particolarmente ridotta all'essenziale in questo caso, ed è un'orchestra che serve ad accompagnare i cantanti, accompagnarli in questo caso nel senso che crea letteralmente l'ambiente entro cui si muovono. L'ambiente fisico, i suoni che circondano i personaggi, e l'ambiente emotivo. E si parlerà proprio di teatro questa sera a 20:10 in studio il sindaco di Treviso Mario Conte e Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. L'anticiclone ci regala una giornata praticamente dal sapore estivo. Sul nostro territorio infatti sarà il sole a dominare, ma vediamo il dettaglio di venerdì 13 settembre. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento dappertutto, il cielo si presenterà sereno o al massimo velato sui rilievi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 12 e 19 gradi, massime comprese invece tra i 24 e i 28 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole su tutte le province, il cielo anche in questo caso sarà sgombro da nubi, non sono attese piogge. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime oscillanti tra i 25 e i 26 gradi. E anche
Anche sul Trentino Alto Adige sarà soleggiato, qualche velatura solamente sui settori di confine, per il resto lo vedete, il cielo sarà sereno. Temperature minime sui 15 gradi, massime tra 28 e 29 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.